Francesco Lui, una vittoria alla Piramide a Sorso per il Muravera che si stacca in testa, 3 punti di vantaggio, una prova che ti ha, credo, soddisfatto sotto tutti i punti di vista. La squadra ha saputo soffrire, ha saputo creare e ha saputo vincere una gara importantissima. La squadra innanzitutto ha giocato con grande rispetto dell'avversario perché se lo merita tutto. Ho visto un grande Sorso che paradossalmente mi ha impressionato più oggi che hanno perso di quanto mi avesse impressionato la partita di andata dove avevano vinto. Diciamo che è una partita molto equilibrata, giocata sugli episodi, gli episodi sono andati a nostro vantaggio, siamo stati bravi a cercarceli. Non abbiamo subito tantissime palle gol perché il nostro portiere non ha fatto una parata, ma neanche il loro. Hanno fatto la differenza sicuramente le giocate di giocatori importanti, ma oggi in campo da una parte e dall'altra c'erano veramente tanti. Secondo me oggi si è visto il meglio dell'eccellenza di quest'anno, perché io non ho nessuna difficoltà a dire che è la squadra più forte che abbiamo incontrato in assoluto, la squadra che gioca meglio. Non era facile giocare su questo campo, nonostante loro abbiano fatto di tutto per renderlo il più agibile possibile. Di questo mi va dato un merito perché è stata una gran festa di calcio, spalti enormi, pieni di gente che penso abbia coinvolto tutta la zona. Sono le partite belle da giocare e ai ragazzi avevo chiesto di divertirsi oggi, di godersi questa partita perché se l'hanno guadagnata col sudore, col sacrificio e col merito. Che comunque fosse andata a finire avrei fatto i complimenti. Tutti bene, uno in particolare, Totò Bruno, davanti alla difesa, ha tamponato nelle chiusure centrali, nelle chiusure laterali, è stato il primo difensore, diciamo, davanti alla difesa, molto bene perché ricordiamo arriva da un periodo non fortunato e poi doveva sostituire almeno fisicamente in campo uno squalificato come Lepore. Ma vedi, io quando parlo con i ragazzi tempo fa gli dicevo: guardate, il mio obiettivo è cercare di portare le ultime 10 giornate tutti allo stesso livello in modo tale che non si senta mai l'assenza di nessuno, e penso sia un obiettivo raggiunto. Ti devo dire, Toto ha fatto una gran partita, però voglio spendere, anche se solitamente non lo faccio, ma oggi ci tengo a farlo, voglio spendere una menzione particolare per Marco Nieto, perché oggi ha fatto l'interno di centrocampo col sacrificio di un ragazzino, con la freschezza atletica di un ventenne e con la qualità di un 38enne che nel calcio sardo ha fatto tanto. Secondo me è l'immagine di quello che siamo oggi noi. Sacrificio, grande qualità, nomi importanti, ma anche mentalità da squadra che può raggiungere l'obiettivo. Ovviamente questa vittoria cambia poco perché mancano tantissime partite, abbiamo partite difficilissime sia in casa che fuori, però diciamo un passettino in avanti che ci permette di dare continuità ai risultati e lo prendiamo di buon grado. Chiudendo il discorso su Marco Nieto, ricordiamo che sullo 0-0 ha trasformato il calcio di rigore dopo che al primo tempo Meloni aveva calciato bene, ma Secchi aveva risposto alla grande parando e mandando la palla sul palo. Sì, però hai già detto tutto, ha battuto Meloni, ha parato Secchi, quindi stiamo parlando di due giocatori che in Sardegna, uno è uno tra i migliori portieri in Sardegna, l'altro è uno tra i migliori attaccanti. Questo ti fa capire qual era il livello della partita. Cioè ci sta anche che Meloni calci bene un rigore, che Secchi che sia un gran portiere, che non è nuovo nel parare i rigori, glielo devi sul palo e ci sta, come ci sta che poi la seconda volta gli si presenta davanti Marco Nieto che non è l'ultimo arrivato e con freddezza è stato bravo a rispondere, ma non è quello, te l'ho detto, la partita è decisa da episodi dove tutte e due le squadre avevano fame di vincere, però tutte e due le squadre si sono rispettate tanto. Si è visto dal fatto che non è stata mai una partita nervosa, è stata una partita che è scivolata via con molto rispetto, e poi è ovvio che quando ci sono i 3 punti in palio l'agonismo fa parte del gioco del calcio. Senti Francesco, ti dà fastidio sentire che magari in eccellenza il Sorso pratica il miglior calcio e invece il Muravera vince con magari le giocate o le individualità? È un qualcosa che sminuisce il vostro lavoro oppure esalta comunque le qualità dei giocatori che nelle giocate sono tra i primi in Sardegna?
No, guarda, il discorso è che il Sorso fa un calcio diverso dal nostro, perché ha giocatori con caratteristiche molto diverse. Noi oggi abbiamo giocato con Meloni, Nurchi, La Vista, Nieddu, Cadau, è entrato Dessene e Viani, abbiamo chiuso la partita con 5 attaccanti, 6 attaccanti. Non li fai 73 gol in un campionato se non giochi bene a calcio. Se giochi sulle giocate fai 30 gol a campionato perché hai il giocatore che se le inventa da solo. Poi se mi dici che il Sorso fa un bel calcio ti dico di sì, se mi dici che è un calcio diverso dal nostro ti dico di sì perché ha brevi linee, veloci nell'uno contro uno, bravissimi a verticalizzare, ha un allenatore che li prepara per giocare al meglio per le caratteristiche che hanno, che ha un suo credo calcistico, io ne ho un altro che non è molto diverso dal suo, perché poi alla fine quello che conta sono i risultati, perché poi se giochi troppo bene ma sei ultimo in classifica tutti ti danno addosso, se invece giochi bene, sei primo in classifica come era il Sorso e come comunque è oggi, perché oggi non è primo ma è secondo ma cambia poco, allora c'è tanto la mano dell'allenatore. Se invece hai giocatori importanti che giocano un calcio diverso, molto più materialista, l'allenatore è bravo a farli rendere, perché poi devi essere bravo anche a mettere in campo tutti assieme questi ragazzi e soprattutto a farli fare il risultato. Io non contesto mai e non analizzo mai più di tanto quello che è il tipo di calcio di uno o dell'altro, ognuno ha le sue idee, poi alla fine del campionato si fanno i conti e si vede. Francesco, 8 gare, hai detto non è deciso niente, questo volatone con quale gara riparte per voi? Noi avremo una partita difficilissima la domenica perché abbiamo il Taloro, Che oggi ha fermato la Nord. che è una delle squadre più ostiche da affrontare in questo campionato, tanto è vero che anche noi in casa loro non siamo riusciti a vincere. Il Sorso ci ha perso. Il Sorso ci ha perso e la Nuorese oggi ci ha pareggiato, è una squadra, conosco molto bene il mister perché è stato un mio giocatore, conosco molto bene Gavoi perché sono sposato a Gavoi e ci sono stato un anno e so quali sono i valori del Taloro calcistici ed extra calcistici. Ti garantisco che noi li giocheremo con lo stesso rispetto che abbiamo avuto oggi nel Sorso, sarà una partita difficile come quella di oggi e i punti sono pesanti come quelli di oggi. Non è facile, adesso i punti pesano veramente tanto e farli sarà difficile dappertutto. Quindi ci godiamo fino a stasera questa vittoria perché è giusto anche festeggiare le vittorie. Punto. È una vittoria che cambia veramente poco e niente su quello che sarà il proseguo del campionato. Grazie Francesco, in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grippi, grazie a te.